Del resto noi triestini siamo abituati a parpiade in ogni campo, no? Sia nel campo sportivo che nel campo politico. Anzi, ultimamente c'è stata una partita per la Coppa della Provincia tra triestini, meloni e romani che la si sta... No, anzi, sapete cosa? Meglio che vi ascolti la radiocronaca diretta di questa partita, che vale proprio la pena di ascoltarla, Vara. Signore e signori, buongiorno, qui è il vostro Nando Baul Tortellini che vi parla dallo stadio elettorale, dove fra pochi istanti scenderanno in campo le squadre dei Romani e dei Meloni per contendersi la ambita Coppa Provincia di Trieste. I Meloni, squadra composita e non molto omogenea, tanto è vero che non si chiameranno più lista ma mista per Trieste, hanno nonostante le vittorie precedenti ottenute, sembrano risentire di malumori interni, il morale è piuttosto basso. D'altra parte sono fatti i Romani, squadra rotta a tutte le astuzie e formata da veri leoni che arrivano a Trieste accorti dal piccolo con grida di gioia piuttosto boriose. E passiamo adesso alla formazione delle squadre. Scendono in campo per i Romani Politicante, Furboni, Favorito, Bustarella, Peculato, Cadreghin, Corrotti, Drittone, Arraffanti, Chiappadoro e Intrallazzi. In panchina l'oriundo finché la barca sva. Scendono in campo per i Meloni Alabardati, Disoccupato, Assenteista, Gensinaro, Barboni, Scioperante, Sfrattati, Pensionato, Pignatta, Esulati e Integrazione. In panchina l'oriundo Straziariol, allenatore Irneri. Dirige l'incontro dall'aldilà l'arbitro Gamba Fasul della federazione jugoslava. Spettatori 65.000 firmanti, cielo pietosamente coperto con temporali sindacali in vista. Il terreno è terremotato, attenzione quindi alle frane elettorali. Prima dell'inizio della partita si procede al rituale scambio dei doni. I Romani offrono ai Meloni un magnifico sacco di promesse elettorali lavorato a mano, mentre i Meloni offrono alla squadra ospite un mazzo di locali stroppacui. L'arbitro Gamba Fasul getta in aria una moneta da 100 dinari per la scelta del campo, ma ecco il primo colpo di scena: prima che la moneta tocchi il terreno viene svalutata del 30% e quindi sparisce letteralmente, non si riesce a fare niente. Si procede alla scelta del campo con il classico sistema dell'andele bandele cicci cocò. La sorte favorisce i Romani che scelgono la parte sinistra del campo in quanto molto di loro sono mancini. Fischia l'inizio l'arbitro Gamba Fasul e subito partono i Romani con Intrallazzi che passa a Chiappadoro. Chiappadoro smista verso Corrotti che si avvisa deciso verso la zona franca dei Meloni, ma intercetta Esulati che passa indietro a Alabardati che rinvia. Palla a Gensinaro che triangola bene con Pignatta e Barboni. Tocco indietro a Pensionato che sbuccia la palla e se la mangia. Primo fischia l'arbitro. Gamba Fasul punisce i Meloni con la proposta di legge Gerbez-Cuffaro, attualmente legge Grubez. Batte Cadreghin lungo cross a Bustarella che chiama di nuovo in causa Corrotti. Esperta punta di rottura che si libera facilmente di Disoccupati offrendogli un posto all'enteporto. È un momento questo veramente critico per i Meloni che come unico difensore hanno l'inesperto Assenteista, il quale vista la mala parata si mette in cassa mutua e se ne va a sciare a Sappada. Ecco che giunge smarcato Furboni che da furbo qual è si impadronisce della palla. Vediamo di fronte il portiere Alabardati e l'attaccante Furboni, ma ecco Furboni che fa balenare davanti a Alabardati una sovvenzione di 450 miliardi. Abbagliato da tale proposta, Alabardati resta fermo e tira Furboni, gol! Segnano i Romani. Sono momenti di sconforto questo nelle file dei Meloni, ma l'allenatore Irneri fa segno dalla panchina di non preoccuparsi, tanto lui è assicurato all'Oid Adriatico. Si riparte! Grazie. Si riparte da centrocampo, batte Sfrattati verso Scioperante che a causa di un'agitazione di categoria incrocia le gambe e lascia le palle a Integrazione, a Integrazione, il quale invece di calciare verso la porta avversaria tira verso la propria porta in segno di protesta. Ecco che la protesta dilaga su Gensinaro che in cambio di un posto in Ponte Rosso regala la palla a Cadreghin
Cadreghini in avanti appavorito, che è favorito dalla protesta, recupera in tackle con Disoccupato che oramai è occupato a prendere il posto di assenteista. È veramente incredibile, sembra che tutti quanti i giocatori facciano a gara a tirare verso la porta dei Meloni. La difesa infatti fa acqua, la rete è in pericolo ed inutili sembrano i tuffi a pesce di Alabardati che appare fritto e senza scampi. Ecco che Chiappadolo tenta l'affondo, il suo tiro è troppo angolato e sta per uscire fuori campo, ma ecco che inaspettatamente Peculato prende la palla con le mani, l'arbitro Gamba Fasul sorvola, reclamano i tifosi dei Meloni, si sente il reclamo dei Meloni, ma giunge poderoso dalla tribuna politica del Bisonore l'incoraggiamento per i romani. Peculati entra in porta decisamente e appoggia la palla con le mani oltre la linea della porta e gol! L'arbitro fischia il gol, è una cosa veramente incredibile, siamo a 2-0, questo è il punteggio finalmente, ma Irneri è sempre tranquillo mentre il massaggiatore Gruber Benco stringe voluttuosamente il proprio seggio elettorale e sorride beato, beato lui. Giunge in questo momento anche il fischio finale dell'arbitro e tutti tranne Alabardati se ne vanno agli spogliatoi cantando come sempre Evviva là e Pobon, dando delle pacche amichevoli all'arbitro Gamba Fasul che si allena a bordo di un carro armato. Termina qui, cari telespettatori, la nostra telecronaca. I romani si sono aggiudicati quindi per questa volta la provincia e prossimamente tenteranno con lo stesso sistema di aggiudicarsi anche la Coppa San Giusto, ovvero sia la Coppa del Comune. Comunque, cosa volete farci? Cantiamo anche noi insieme a tutti gli altri e viva la e Pavon, ciappemolo in tel cul e stiamo buoni tutti quanti. Grazie signori, arrivederci.